Mi aspetto, eh. Certo che io in questa situazione non ci vedo troppo chiaro. Sto bouquet, sto bellissimo bouquet, Sansanè ci lo regalavo proprio a questo bello bouquet. E sto quadro della Gioconda moderna, tutto mi pare forchiaggio, anzi guardate buono, questo mi pare proprio Lulu, che è la sciandosa della casa del piacere di via Medina. Bah, qualcosa mi ricorda. Bah, fammi leggere un po' questo giornale, va. Mi devo preparare per la prova, mi devo preparare per la prova. Non so più concetta, non so certi conci. Sciantosa, prediletta, la vita voglia di. Quando per buttare, a chi lo fa contare, a Ma gente che buono, che mannaia, buono. mazzetta in quantità. Non lo sopporto proprio. Che mi piglia per francese e che mi piglia per spagnola. Ma sonato con tremola, metà dopo chi voglio. Che mi piglia per francese e che mi piglia per spagnola. Ma sonato con tremola, metà dopo chi voglio. Caro bebè, che guarda fatti quando mi cattevo sente disturba. E mo mi stai disturbando tu a me, se lo puoi sapere. Ma guardate un po', che stai, si mette a fare sandoso con me. È meglio che me ne vado, è meglio che me ne vado. Mamma mia, che attivatia e che acidità. Nella vita ci vuole l'amore, ci vuole il sorriso. Ci credo che mai nessuna femmina va mai voluto questo carattere che tenete. Prego, prego, Trasiti, lì troverete il mio padrone, andate, andate. Prego. Signora, buongiorno. Signora, buongiorno. Signora, buongiorno. Che lo fate a fare? Ma vi sto dicendo buongiorno da quando sono entrato, ma voi mi guardate con uno sguardo un po' perplesso, come se non aveste mai visto un uomo in vita vostra. A dice la verità, come a voi, è vestito così, tutto elegante, dritto dritto che mi pare di non pare la luce. Ecco una faccia come se avesse passato tanta guaia. No, non l'ho mai vista. Ma signora, ma non dite sciocchezze. Questo è il mio portamento di lavoro. Ah sì? E facete un lavoro tristo, tristo assorio. Ma che lavoro triste, signora? Io opero nel settore dell'alta ristorazione. Voi operato? Eh? Voi operato nel ristorante? Sì, con forchetta e coltello. E poi si serve pure con cucchiaio. E quando è necessario pure con cucchiaino. Ma signora, ma cosa dite? Io non opero chirurgicamente, io... Come posso spiegarvi? Io faccio il metro. Fate? Il metro. Ah, misurate i tavoli? Pure il seggio. Signora, è tanto che mi fate perdere la pazienza, mi facete parlare in dialetto. No, è che voi fa parlare in duetto. Ma chi ha detto che voglio parlare a letto? Voi? Io ho detto che voglio parlare a letto. Sì, voi avete detto che quando perdete la pazienza parlate nel letto. In dialetto! Dialetto napoletano! Ah, scusate, ma quello si vedeva da come siete vestito, tutto elegante, dritto dritto, che apparite un fierro, che parlate tutto italiano. Sicuramente questo napoletano che vi ha chiesto quando vi arrangiate lo avete imparato da qualche parente che ci avete a Napoli. Fatemi sentire. E da quale paese italiano venite voi? Ma perché Napoli non è Italia? Certo, ma Italia sudista. Voi per come parlato sicuramente venite da un paese italiano nordista. Sì. Signore, se c'è un napoletano io. Posso sapere, non sono io. Io sono che forcè. E chi te viva? Chi sei chiutta marreme? Comunque, vi stavo dicendo, io opero nel settore dell'alta ristorazione, ma non chirurgicamente. Io faccio il metro, ossia il capocameriere del lussuosissimo ristorante La Forchetta d'Oro.
il ristorante che c'è qui sotto casa nostra. E sono venuto qui quest'oggi per illustrare al vostro padrone il nostro eccellente menù. Dove fa vedere che ci sta a mangiare? Ah, sì, sì, sì. Però io adesso il mio padrone non lo posso disturbare, è impegnato. Quindi, se volete dire a me, però mi dovete fare la cortesia di leggerlo voi questo menù, perché io non so leggere. Io oggi ho fatto la scuola fino alla seconda alimentare. Non si preoccupi, non c'è nessun problema. Io direi di iniziare con un bel antipasto, cosa ne dite? Sì, 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 direi di partire con una pasta, sì, una pasta antica. E chi l'ha detta la pasta? Voi avete detto di partire con un antipasto, ho detto anche pasta antica. No, 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 l'antipasto, come ve lo spiego? I stuzzichini. Ah, sì, sì, quella roba sfiziosa che si mette a tavola prima di iniziare a mangiare. Sì, 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 partiamo così. Vabbè, allora possiamo iniziare con una rollatina di patate alla camomilla. Che schifo, i patani da camomilla. No, 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 andiamo annanzi, andiamo annanzi. Funghi glassati. Sì, i funghi ghiacciati. Poi, il tempo che portati qua, se scioglie un ghiaccio ci mangiamo i funghi senza ghiaccio. Perle di tartufo. Facciamo la collana che per lì tartufo. Mousse di salmone affumicato. Facete pure un musto di salmone affumicato. Guardate, guardate, io un musso conosco solo un vero musso di maialo. Sì, di sicuro il mio padrone vorrà assaggiare questo musso. Scrivete, musso di salmone affumicato, scrivete metro, scrivete. Sì. Senti, che stai facendo con cameriere al ristorante? Maître, ossia capocameriere. O capocameriere, o cameriere, sempre piatti serviti. Sono d'ignorante. Sto metro e mezzo, ma sta facendo scegliere un mangiato e Donandarella e Donandò. E che, mo mi non stai scegliendo tu? Che fa? Non li conosci i gusti mangiatori? Eh sì, facciamo presepe. I gusti mangiatori ru padrono. Come stuzzichino, ha già scelto un musso di salmone affumicato. Un musso di salmone affumicato. Comunque, cortesemente, io andrei avanti perché servo nel ristorante. Quindi chi serve nel ristorante? E cameriere. Quindi voi? Andiamo avanti. Come primo piatto vi proporrei delle fettuccine con cernia pachino. Sì, 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 va bene con un pochino di cervo, perché la carne di cervo è molto pesante, sa, soprattutto perché le corna che danno in gato. La carne? Sì. Il cervo? Ma chi l'ha detto? Voi? Io ho detto fettuccine con cernia pachino. Cernia, ho sapete che era la cernia? No, no. La cernia è un pesce con una carne molto pregiata. Allora, se è pregiata va bene. E poi cosa c'è? E abbiamo i paccheri. Ce ne restano tipo padrone mio. Sì, Cioè. soprattutto mo che stanno un po' confuso. E come sei in busso? Ma non un fuso che si è bagnato, in fuso che sta fuso con la capa. Ma no, i paccheri, inteso come pasta, ragù di mare e polvere di olive. No, polvere di olive, niente polvere. Impossibile. No. Il mio padrone è allergico alla polvere. Se avesse venire attacchi starnuti e se la piglia con me. No, e Andiamo. allora dobbiamo fare una cosa più semplice, no? Ecco qua, una bella puttanesca. E che so sti parole moccano un metro distinto come voglio. Facetti, ho spaghetti a puttanesca con capparielle e olive. Sì, allora se chiappari e l'orive va bene, scrivete metro, scrivete. Sì, scrivete. Sicuro? Sì, scrivete. Sai scrivere? Sì. Ok. Per secondo vi proporrei, ecco qui, un filetto di ricciola a cottura lenta. No, una cosa più veloce, quando ci mangiamo faranno parecchi, sì, più rapido. È chiaro, scusami. Filetto di ricciola a cottura rapida con sfoglie di citriolo. No, che mo fa questo cetriolo? Metteci una bella foglia di basilico. Bene, basilico. Filetto di ricciola a cottura rapida con sfoglie di basilico e mousse di avocado. Un solo avvocato. Sì, perché tu non sapevi, in un ristorante non sta avvocato e ci ridiamo, ci tagliamo la cava e mettiamo mousse tutte le cose. No. Ma l'avocado, sapete che era l'avocado? No. Mamma mia. L'avocado è un frutto esotico dalla forma molto simile a quella di una pera e soltanto un po' più gustoso di una pera. Ha capito? L'avvocato è come una pera, non che più lungo, più grosso. La pera degli avvocati. Sì, ecco perché siamo avvocati.
Comunque dicevo, filetto di ricciola a cottura rapida con sfoglie di basilico e conserva di limoni e sedano. E chi ha conserva i limoni e sedano? Chi li conserva i limoni e sedano? E chi ha conserva i limoni e Ma sedano? che ne so, chi li conserva i limoni e E sedano? voi avete detto, conservo di limoni e sedano. Chi? Ma nessuno, chi li deve conservare i limoni e sedano? La conserva di limoni e sedano è una salsa che serve per accompagnare il pesce. E dove l'accompagna? Dell'arena, così vino che trovo da mare. sembrava. La conserva di limoni e sedano è un qualcosa che si mette nel piatto per rendere il piatto più gustoso, più saporito. No, è troppa roba. Ariccio, o cetriolo. E quando ci appariamo, non è una cosa più veloce, rapida. E allora dobbiamo fare una cosa un pochino più semplice, una bella baguette. E che c'è in questa bacchetta? Mi andiamo a sangare una baguette. Ma quale bacchetta? Quale bacchetta? La baguette, sapete che è la baguette? No! Ha detto lui. La baguette è un pane francese molto simile al pane italiano, è soltanto che ha una forma un po' più lunga del pane italiano. Capito, Sasane? In Francia ce l'hanno più lungo di quelli italiani. Il pane, questo pane lungo francese ve lo proporrei con una bella scaloppina. Perché questa scalò? Sorda, ma chi è sta smirpiena scalò? Chi è? La scaloppina, lo sapete che è? No, La scaloppina, una piazza di carne. ma è lungo anche questo. Ah, ma che ti stai rispondendo? Sì, è lungo. Allora, facciamo così, I vi proporrei francesi. questa baguette, questo pane lungo francese con una fettina di pollo, bella arrostita, e sopra ci metterei una grattatina di limone, che dite? E sto limone sta sempre in mezzo e Avete bontà, basta. facciamo una cosa, No, leviamo basta. sto limone a mezzo, Sì. ma fermiamoci qua, perché siamo scegli pure la frutta, con voi non mangiate manco fino a Va dopo. bene, ciao.